Nel frattempo io chiedo agli altri due, che sono Shane e Crono, di salire sul palco, grazie. E ci tengo a fare i complimenti anche agli altri ragazzi che non hanno passato il turno. Ma il fatto che non abbiano passato il turno non vuol dire che non siano validi, ma semplicemente che la battle è andata magari un po' meglio per l'altro, anche perché, come diceva un grande del freestyle italiano, non sempre le battle finiscono con l'umiliazione di uno dell'altro, alle volte si passa di misura per un tanto così. Il fatto che uno passi su un altro non significa che quello è bravo e che quello è una schiappa, ma semplicemente che magari gliene andate di più, come in un incontro di box. Quindi complimenti ancora e un po' di casino per tutti i partecipanti. Grazie. Io andrei rapido quindi. Parto io. Ok, un minuto per Crono. Mandaci il beat, Yeo, grazie. Ce l'abbiamo. Yeah. Siete pronti per un minuto di Crono? A 3, 2, 1, questo è coccoloso e anche carino, ma stasera gli do una lezione 4 rimo. Ojo che il mio socio in una crew di nome Dojo, ma stasera sono Gojo, espansione del dominio. Io lo picchio quando rimo, tu rimani un cretino. Ti ordino una pizza super pistacchiosa e poi ci cago sopra come se fossi Marco Merrino. Questi sono scarsi e se ne vanno via, vuoti. Ti leggo le sinapsi come Psycho Mantis su Metal Gear Solid. Quando arrivo spingo pure un rapido, dimostro che c'è energia e c'ho pure la qualità. Io ti rimenio in quantità, sono una PlayStation che rappa. Se vuoi ti presto il mio joypad. Yes, perché se un cazzone farebbe la vocazione, ne ti do una lezione. Non dico originale neppure improvvisazione. Sappi che sto joypad e poi c'ha pure la vibrazione. questo era un vibrantissimo. Però fate un po' di casino vibrante per Crono. Ce l'abbiamo il beat, Yeo, è sempre lui. E allora Shane a rispondere, tutti quanti a 3, 2. Voglio sulle magnettate perché rappo con gli stili. Hai parlato nel dojo, non parlare dei miei amici. E tu in freestyle adesso diventi un samurai. E come un bravo samurai farai harakiri. Let's go! Hai capito che tu sei un demente. Parla di Marco Merrino davanti a questa gente. Faccio sfittare così tanto la tua ragazza che la guardo e dico l'acqua non è verde. È inutile che ti spacco. Hai capito che chiedo sempre la mano in alto. Ma guardate questo personaggio, sembri un Pokémon Shiny di livello 104. Coglione, perfetto. Hai capito che io rappo sempre perfetto. Parla della PlayStation, invece sei un cucinetto, qui sto lasciando il joystick spento. Ti rigiro tutto quanto. Hai capito che adesso vengo a darti consigli. Lui si chiama Crono, non so cosa dirgli. Anzi semplice come mitologia, con i miei figli. Hai capito, vabbè? Questo qua hai capito che poi lo spacco. La vibrazione ce l'ho anche nel telefono, così almeno dopo so pure dove trovarlo. Yeah! Come vedete il livello sale andando avanti con le Mankes. Vi è piaciuto questo minuto di Shane o no? Io tra l'altro vorrei dire a voi che siete in prima fila, grandi eroici fino al minuto zero, giratevi un attimo, guardate quanta gente che c'è. Io sono troppo felice di questa cosa, quindi un po' di casino anche per voi che siete là dietro, grazie! Siete bellissimi ragazzi, io sono troppo felice di questa cosa. Shane, sei stato l'ultimo anche perché uno si sta guardando Instagram, non gliene frega un cazzo della battle. Ah, pensavo che stavi seguendo qualcuno che avevi incrociato. Dite Cesso? Cesso è molto più bello di Cis. Grande Fra! Bello quel mantellone, numero 1. Chi comincia adesso? Ma scusatemi, avete 4 quarti ma avete un tema. Prima il tema è stato l'età della pietra, di conseguenza adesso il tema è il 3000. Il 3000 o insomma il futuro, insomma 3000 nel senso di lungo futuro in avanti. Prego Chiaro, grazie. Ok. Sulla mano per l'ultima semifinale. Sheila, 3, 2, 1, il 3000. Argomento il futuro ed è lui che è primitivo. Infatti questo fatto fratello non l'ho capito. Mi sono svegliato nel 3000 e ho cercato su Google e no, One Piece non è ancora finito. Non è finito, porca la puttana. Io vengo dal futuro e sono ancora a Catania. Ogni mia rima è
seria, per batterlo stavolta chiuderò un occhio come Lena e siamo in Futurama! Futurama, e se lo dico mai bro, hai capito che ti spacco sempre sulla strumentale? Nel 3000 ci saranno i tempi di Star Wars e lui ha imparato a drogarsi pure con le spade laser! Yeah! Normale! Perché io non lo faccio per moda, io vengo dal futuro e sono Baby Yoda, invece a guardarti tu sei soltanto un baby idiota! Baby idiota, infatti ci stava, io ho la faccia di Nobita di Doraemon, raga, e sono andato col cassetto nella macchina del tempo e posso assicurarti che Shizuka l'ho scopata! Sono d'accordo, tossico, alla fine frate ti faccio pure il pronostico, ti auguro un grandissimo futuro, il problema è che stasera muori nel futuro prossimo! Nel futuro prossimo, coglione! Io voglio adesso le mani alzate dalle persone, questo avversario lo mando in depressione, il futuro prossimo è adesso che il futuro anteriore! È normale, ma nel cuore, vedi che anteriore avanti, quello era quello posteriore! Idiota! E te lo faccio sicuro, ti metto il futuro nel posteriore, ovvero nel culo! Ovvero nel culo, hai capito? Allora, se questo è lo sfido, fratello, è giunta la tua ora! Mi sa tanto che hai perso fratelli in questa zona, io c'ho la patente 50 e guido la DeLorean! Quindi da DeLorean, porca di quella troia, croni dopo sta gioia, ti mette sotto shock! Di certo nel futuro non mi farò mai TikTok, io guido la DeLorean e guido Semanzok! Ma l'hai capito frate? Questo qua lo vedo che è sfigato e come ritorno al futuro sei tornato indietro nel passato per scopare tua madre anche lei ti ha pensionato! Yeah, è pensionato, allora sì è grave! Tu ci sei tornato ma per scoparti tuo padre! Questo scemo assente non ha capito niente! Io sono nel passato, nel futuro e l'ho fatto nel presente! Presente! Si vede sei un imbecille! E questo qua c'ha una vita triste! Nel passato mi sono scopato a mio padre! Che problema c'è? È il 2025! Non c'è nessun problema, infatti mi non ti schivo! È a fare freestyle, fratello, che mi fai schifo! Tu non sei il futuro, fai così da 4 ore! Che cosa sarebbe il tuo modo indicativo? Il modo indicativo non è vero, fratello! Perché ti vedo e ti do un pugno sopra il setto! Indicativo, stai parlando del tempo e il tuo freestyle rispetto al mio che è imperfetto! È imperfetto, è normale! Godo, io ti chiudo il rime anche al passato remoto perché faccio freestyle, mi piacciono le donne nude, il passato remoto era hentai. Hentai, ci può stare, ti ho rigirato tutto il tuo minuto di preparate e non parlare di futuro frate, e qua c'è il futuro e ti è passato in finale. In finale? È passato il mio cazzo! In finale! È così che va! Alla fine sono tempi bui! In finale su di chi? In finale su lui! Ok! Vi siete stancati? Quindi prima urlavate, vi è piaciuta questa battle, sì o no? Pure a noi è piaciuta, pure a noi è piaciuta. Mentre i ragazzi lì si ricocillano. E mo vediamo. Il pubblico è sovrano? Neanche li faccio votare? Vabbè, va bene. Esatto, sì, abbiamo 1 minuto, siamo molto stretti con i tempi, quindi dobbiamo farlo limitatissimo. Mandaci c'è il beat you want, please. Crono, è libero, a 3, 2, 1. Yeah, l'ho ucciso e sono il primo indiziato. Non fare quello figo, Pippo, ti ho viziato. Sei talmente tanto basso che se facesse uno sport sarebbe il punto sincronizzato. Io sono Detective Conan e per questo che sono nano. Ma infatti ti ho studiato, sono Detective Conan e ora risolvo questo caso umano. Sono un caso umano, per questo me la rido. Ti fisso i tuoi neuroni, tranquillo che li divido. Sono io il Detective Conan e tu sei il coro. Si è trattato di suicidio. Parlato di suicidio. E va bene, si vede che mi letti le palle. Io ti spacco il culo con le barre. Bravissimo, ti sei vantato di parlarmi alle spalle. Alle spalle è normale, infatti è una conquista. L'unico demolisce questo scemo se fa frista. Ti leggo le palle e mi metto dietro di te. Come prima, questo idiota c'ha problemi di vista. Inutile fratello che me lo spezza fuori, perché tu ti fai parte dei pescatori. Tu mi prendi il pesce come pescatori. A lei la codice come te va fuori. Ok, l'abbiamo fatta brevissima. Vi mando immediatamente alle votazioni, così risparmiate il fiato.
Se vi è piaciuto di più Crono, che è l'MC che è iniziato negli ultimi 4 quarti, alla mia destra, e volete Crono in finale, al mio 3, 1, 2, 3. Se avete preferito Chain, al mio 3, 1, 2, 3. Avete spaccato entrambi, Yeah. Noi siamo d'accordo con voi. Chain è il secondo finalista del Pizza Grande Chain. Complimenti Crono. Grazie ragazzi.